Citiamo ora alcune riflessioni tecniche sull'immagine di un luogo turistico. È bene chiarire che la reputazione di un territorio è la somma dell'immagine, sottolineo, la somma dell'immagine che ciascun operatore nel turismo e ciascun residente riesce ad esprimere con i propri strumenti della comunicazione. Quindi, per ampliare l'immagine di un luogo occorre investire nella formazione turistica, nella cultura diffusa dell'accoglienza. Se una struttura ricettiva o ristorativa offre un servizio inadeguato, oppure un residente nel territorio non accoglie bene l'ospite, per esempio non dando un'informazione in modo adeguato e cortese, l'immagine negativa verrà indotta su tutti e poca efficacia avranno le pur utili azioni di promozione televisiva e multimediale, spesso anche molto costose. Molti luoghi turistici si dotano di un marchio con cui promuovono i prodotti della località. Però nella mia esperienza voglio qui ricordare un fatto molto importante. Non bisogna compiere l'errore utilizzando nello stesso territorio, per iniziativa pubblica, privata o delle associazioni di categoria, marchi diversi correlabili alla promozione del territorio. Bisogna avere la forza del dialogo per mettere tutti insieme attorno ad un unico piano di sviluppo turistico del territorio, per indicare un solo marchio e individuare filmati e immagini da utilizzare in modo coordinato. Consiglio, oltre alle attività di tutela legale di un marchio, di inserire negli statuti degli enti pubblici e in quelle delle associazioni territoriali articoli che prevedano la tutela del nome del luogo, del marchio e delle immagini principali del territorio turistico. Nel lato sinistro della diapositiva sono indicati 4 aspetti fondamentali per la valorizzazione dell'immagine di un luogo. Il primo: sono essenziali le linee guida per l'utilizzo del nome, del marchio e delle immagini di una località affinché tutti, ripeto tutti, componenti pubbliche e private rispettino tali indicazioni. Se non si determina su ciò un'assonanza di tutti, l'efficacia delle azioni di comunicazione non saranno certo ottimali. Secondo, la capacità anche di monetizzare l'immagine. Cito dal 1998 in Italia, anche attraverso alcune mie esperienze, la costituzione di specifiche public company, definite da soggetti pubblici e privati, per iniziative ove si concedeva il marchio del logo per utilizzi commerciali in cambio di risorse per l'attuazione del piano di sviluppo turistico. Vorrei citare, solo riportando un modello, l'esperienza con la quale vennero prodotti da un'azienda di settori alcuni puzzle con le immagini e il marchio di un luogo turistico in cambio del sostegno, in parte, dei costi di comunicazione televisiva e anche sostenendo da parte dello sponsor il restauro di un monumento. Terzo punto: avere chiaro che, visti i tanti investimenti per promuovere l'immagine, la reputazione di un luogo assume un ampio valore che non deve essere lesa con attività inadeguate. Gli organi di controllo degli enti pubblici e la Corte dei Conti sono attenti nel valutare eventuali danni all'immagine che venissero arrecati a località turistiche. Quarto, gli enti pubblici si attivano con la comunicazione istituzionale che deve essere
molto diversa da quella politica, al fine di comunicare soltanto gli aspetti amministrativi afferenti ad opere o servizi utili a tutti, cittadini e turisti. La legge numero 150 del 2000 definisce le attività di comunicazione istituzionali, ma servirebbe una maggiore attuazione e anche più risorse pubbliche e aggiornamenti normativi in relazione alle innovazioni multimediali in atto. Nella pianificazione turistica e correlati aspetti urbanistici assumono rilevanza i modelli di geografia territoriale. Bisogna bilanciare in modo armonico le esigenze dei residenti con quelle dei turisti per non deturpare l'atmosfera percepita e anche l'identità locale. Se una nuova struttura può attrarre più viaggiatori, ma lede anche lievemente, seppur compatibilmente con le analisi di impatto ambientale, l'atmosfera di un luogo, bisognerebbe rinunciarvi, magari puntando invece a rendere continuo tutto l'anno un minore flusso di turisti, ma di maggiore qualità. Negli schemi citati è indicata in alto a destra una stazione sciistica, raggiungibile con la strada d'accesso, dotata di parcheggi e che include anche gli adeguati servizi ricettivi. Il perimetro, indicato nel grafico con una spessa linea nera, limita l'anfiteatro naturale per gli itinerari degli sciatori e quelli di coloro che si muovono con modalità pedonale. Si evidenziano gli impianti di risalita dalla stazione sciistica all'anfiteatro naturale. In Italia ci sono circa 2000 impianti di risalita, ma bisogna ampliare percentualmente le strutture per l'innevamento artificiale. Nella parte in basso a destra è descritta invece un'area balneare, con un porto turistico, in generale per circa 400 posti barca, con il vicino complesso turistico ricettivo e per servizi, mentre nei due lati sono previste spiagge naturali con stabilimenti balneari o costruite in avanti verso il mare rispetto alla costa originaria e ovviamente protette con barriere a basso impatto ambientale. In basso, a sinistra, è riportata la sezione modello di un lago turistico, con i luoghi di imbarco sulla linea del lago, che include anche la spiaggia. Si evidenzia il sentiero lungo lago, anche per piste pedonali e ciclabili, un'area verde attrezzata per le zone tempo libero e sportive. Infine, più all'esterno, rispetto al lago, la viabilità con i parcheggi per i lacustri che svolgono anche la funzione di accesso alle strutture ricettive, ristorative e ai servizi. L'ottimale pianificazione turistica in aree sciistiche, marine o lacustri necessita che tutti gli enti pubblici competenti per quel luogo attivino un solo piano di sviluppo turistico, includendolo nei rispettivi piani regolatori comunali. Tale metodo amministrativo è essenziale per ottenere risultati efficienti. Non bisogna trascurare la previsione di risorse sin dalla fase di progettazione per l'ottimale manutenzione degli impianti, sottolineo, manutenzione degli impianti. È esperienza comune, citando degli esempi, quella delle piste pedonali, ciclabili o di aree per tempo libero o sport, inaugurate e poi declinanti sino a non poterle più utilizzare.
non prevedere le opportune risorse per la manutenzione nei successivi 10 anni dopo l'apertura delle opere è uno dei temi, con la semplificazione, a cui il nostro Paese deve destinare maggiore attenzione normativa e incisività, anche per competere meglio a livello internazionale. L'immagine nella presente diapositiva illustra diverse tipologie ricettive. Moderni alberghi con pareti esterne, parzialmente vetrate, per un'ampia comunicazione con il paesaggio. Camere di catene alberghiere internazionali con 2 letti larghi per essere flessibili e adattarsi ad ogni tipologia di clienti, sinanche per le famiglie. Si possono osservare ristoranti con vista paesaggistica in una città con ampio valore culturale. Nella stessa immagine noterete un agriturismo ben ristrutturato, con canoni di qualità e lasciando in parte delle aperture vetrate per dialogare con l'ambiente. Le soluzioni, capirete, possono essere molte e diverse fra loro, in relazione ai diversi turismi, ma con criteri progettuali e gestionali che andrebbero sempre applicati. Vorrei iniziare dal concetto di camera d'albergo allargata al territorio. Significa che non si vende soltanto la camera, ma inclusi nel prezzo dell'unità abitativa sono proposti servizi quali il frigobar gratuito, biglietti per un museo, un parco giochi o un evento, sconti per servizi territoriali a partire dai trasporti. Qualora il modello di camera allargata non venisse attuato fra privati e pubblico, alcune prospettive di sviluppo rimarranno solo potenziali. So bene, anche per esperienza, che mettere insieme tanti soggetti diversi è difficile e farlo con una certa continuità strategica lo è ancora di più, lo so bene, ma si tratta di un metodo fondamentale. Per quanto attiene al concetto di qualità, questa è indipendente, contrariamente all'idea spesso diffusa, dal numero delle stelle o dal lusso dei servizi offerti. La qualità vera e autentica è semplicemente offrire ciò che quel tipo di cliente si aspetta di trovare nella struttura ricettiva o nel territorio. Se mi aspetto poco, la qualità è offrire quel poco. Se mi aspetto molto, la qualità è offrire quel molto. Nella sostanza, la qualità è un atto sociologico e gestionale relativo e non assoluto, che però necessita di un'attenta analisi su ogni aspetto, quantitativo e qualitativo, della domanda e quindi delle attese di quelle specifiche tipologie di clienti. Se poi, rispetto alla qualità attesa o percepita, magari cercando di sviluppare le doti di empatia del personale, servizi o aspetti molto particolari dell'accoglienza, offriamo di più rispetto a ciò che si attende di trovare il turista, otteniamo anche un vantaggio competitivo in relazione ai concorrenti nel mercato di riferimento. Tutte le soluzioni, in generale, e quelle relative all'arredo interno in una struttura turistico-ricettiva, devono essere semplici e flessibili. Una soluzione semplice, facile da pulire e tenere in manutenzione, non deve rinunciare alla qualità anche estetica. In alcuni modelli, secondo la mia esperienza, ho visto applicare per dotazioni e materiali soluzioni che, seppur di buona qualità anche estetica, non erano ben gestibili in ambienti turistici soggetti ad usura per l'ampio alternarsi dei clienti.
In alberghi con almeno 80 camere, le soluzioni d'arredo complesse da gestire incrementano sensibilmente i tempi di pulizia di camere e aree comuni e quindi aumentano i costi di gestione. Alberghi e prodotti turistici decadono nei livelli di qualità perché si modificano sempre più rapidamente i gusti e le attese dei clienti. Quindi bisogna riqualificare le strutture ricettive e i servizi generali di trasporto e i poli attrattivi turistici affinché continuamente venga conservato il livello di qualità atteso dai clienti. Ritorna ancora una volta il concetto: non basta inaugurare le opere anche negli ambiti turistici, ma occorre tenerle sempre in una buona manutenzione. Nella progettazione architettonica delle strutture ricettive e turistiche occorre un'attenzione al coordinamento fra le scelte architettoniche, planimetriche interne e i modelli di gestione. In sintesi, bisogna che il progettista architettonico e quello impiantistico lavorino e trovino le proprie soluzioni in relazione alla gestione, alle tecniche di comunicazione e anche alle attività di vendita dei prodotti turistici. Non raramente si osserva che un gestore di un albergo si trova ad utilizzare superfici ed impianti che non sono adeguati alle specifiche esigenze gestionali. Tale riflessione vale anche per le aree esterne, a partire dalle infrastrutture viarie di accesso e i parcheggi, le zone verdi, la segnaletica, nonché per tutte le relazioni fra i poli attrattivi e i servizi nel territorio. Quindi, quando viene pianificata una struttura turistico-ricettiva o realizzato un nuovo albergo, bisogna mettere insieme i progettisti architettonici, i progettisti degli impianti, gli esperti in gestione, comunicazione, vendita dei prodotti, nonché i referenti pubblici e delle associazioni che operano nel luogo. Questo metodo è spesso una garanzia che gli investimenti porteranno ai migliori risultati attesi. Illustra ora alcuni parametri base utili alla pianificazione gestionale. In generale, ma il dato deve essere precisato in relazione alla tipologia alberghiera e al territorio, una camera necessita di 45 metri quadrati lordi. La dimensione quindi include le superfici nette della camera con le zone notte, il bagno e le connessioni interne, più la quota parte delle superfici ai piani quali corridoi, spazi scale, ascensori e le zone di servizio, più la quota parte di aree comuni quali zone di ingresso e soggiorno, aree bar, ristorante e cucina, gli spazi d'arrivo e uscita dei clienti, front office, per uffici, back office, le zone congressuali, le aree per il tempo libero e benessere, le zone magazzino e per i servizi generali. In sintesi, moltiplicando il parametro camera lorda pari a 45 metri quadrati per il numero delle camere dell'albergo, si calcolano i metri quadrati della struttura. Poi, se volete, moltiplicando per un'altezza media di 3 metri, si calcola il volume dell'edificio. Questo dato, come immaginate, è utile per calibrare la risorsa urbanistica nei piani regolatori comunali. Agli alberghi servono in certi momenti anche ampliamenti per modulare l'offerta. Qualora, come esempio, aumenti il turismo dei gruppi con l'autobus che si muovono con spazi da 50 persone l'uno,
Per ospitarli occorrono 27 camere, 25 per gli ospiti e 2 per l'autista e l'accompagnatore. Se volessimo accogliere 2 autobus, bisogna prevedere un eventuale ampliamento sino a 54 camere. L'esempio si può estendere al gruppo che viaggia in aereo anche charter. Altra tematica sono i cambi di destinazione d'uso. Servirebbe più flessibilità affinché i proprietari degli immobili, se necessario, possano modificare le superfici turistico-ricettive inabitative o attuare una strategia inversa quando e se richiesto dal mercato. Le persone totali per gestire un albergo dipendono da numerose valutazioni, anche di qualità, definite organigramma. Il parametro orientativo cita la necessità di un addetto in totale ogni 3-4 camere. Questo dato è importante perché il costo complessivo del personale discende dal numero e dalla mansione degli addetti nell'organigramma. Inoltre, valutando che il costo del personale è in media il 60% dei costi totali, da ciò si può prevedere il costo complessivo di gestione. Ovviamente tale valore, in relazione al ricavato annuale dalla vendita delle camere, consente di calcolare l'utile di esercizio prima dei costi fiscali. Nelle analisi di fattibilità, qualora fossimo in presenza di un affitto in quanto gestori, oppure proprietari con mutui annuali per costruire o ristrutturare la struttura turistica, dobbiamo verificare che l'utile netto di gestione sia almeno pari alla rata annuale d'affitto o del mutuo. Se non c'è tale equilibrio, non produciamo capitale e ci esponiamo a molte fragilità economiche. Nella diapositiva, citate all'ultima riga, vi sono prime indicazioni sul valore di una struttura ricettiva qualora sia assoggettata a ipotesi di acquisto o vendita. Sono molte le variabili e i livelli anche di approfondimento, in relazione alla tipologia della struttura, ai modelli di gestione, alla storia economica e ai bilanci dell'azienda, al tipo di clienti, alla localizzazione, ai mercati di riferimento e alle strategie turistiche del territorio. Il valore degli alberghi deve ponderare sia quello fisico-edilizio che quello economico-gestionale, come avviene nelle aziende. Quale primo riferimento, un albergo può essere valutato al prezzo di 70-100.000 euro per parametro camera, qualora l'occupazione media delle camere su base annuale sia attorno al 40%. Tale valore può essere moltiplicato per 2 se l'occupazione media annuale si attesta al 60% e per 3 se si arriva all'80% di occupazione media camere annuali. Questi parametri, lo ribadiamo, servono solo per le riflessioni preliminari sul valore dell'albergo.